La preghiera interreligiosa per la pace chiude questa edizione dei Bambini del Mondo, una grande edizione. Sì, una grandissima edizione in cui abbiamo avuto un grande successo di pubblico per gli spettacoli al Teatro Pirandello, sia nei matinè con le scolaresche che naturalmente nei due serali, il premio Claudio Crescenzo, e questo della preghiera per la pace con tutti i gruppi folcloristici stranieri e agrigentini è proprio un momento che va a chiudere questa edizione grandiosa. Un bilancio positivo, ma riscontrato anche dagli ospiti? Assolutamente sì, tutti i bambini sono davvero felici e contenti di aver partecipato a questa grande manifestazione, di aver interagito con anche i gruppi locali, e siamo già pronti per la prossima edizione. Sì, oggi concludiamo questa 23esima edizione del Festival dei Bambini del Mondo, che è un festival che notoriamente punta proprio a lanciare questi messaggi di pace e di fratellanza tra i popoli, e questi messaggi lanciati dai bambini hanno un significato ancora maggiore. È stata un'edizione straordinaria, con numeri straordinari, una grande partecipazione di pubblico agrigentino, ma anche di pubblico proveniente un po' da tutta la Sicilia, soprattutto le scuole, perché il festival si rivolge fondamentalmente a un pubblico appunto di bambini. Abbiamo avuto 9 spettacoli con tutto esaurito in tutte le repliche, ci possiamo ritenere più che soddisfatti anche per la qualità elevata dei gruppi che hanno partecipato a questa edizione.